Un primato doloroso, il presidente del Veneto Luca Zaia commenta così i dati diffusi oggi sui fallimenti, una fotografia scattata da Cerved che ritrae il Veneto sempre più in difficoltà, costretto anno dopo anno a perdere competitività e parte del tessuto imprenditoriale che aveva contribuito alla nascita del mito del Nord-Est. A quasi 20 anni di distanza da quel periodo il Veneto balza nuovamente in testa alle classifiche e c'è poco da gioirne, il Veneto assieme all'Emilia-Romagna è la prima regione in Italia per numero di fallimenti. Un incremento costante che, anche se contenuto, si è registrato anche in provincia di Treviso. Dal 2010 in poi il livello è elevatissimo dei fallimenti. Un altro scatto di come vanno le cose nel Veneto arriva dal convegno ospitato oggi nell'auditorium di Cassamarca, allo scopo di capire quali siano gli interventi necessari sulla giustizia per rilanciare l'economia, e i dati emersi sono tutt'altro che confortanti. L'incremento invece notevole è quello dei decreti ingiuntivi e delle procedure esecutive. Questo perché? Perché soprattutto nel settore commerciale, nel settore industriale, i pagamenti non avvengono o avvengono molto in ritardo. La ricetta appare semplice quando determinante se confrontata con quelle adottate negli altri paesi della comunità europea. L'Italia ha il più basso numero di magistrati in rapporto alla popolazione e il più alto di avvocati. Insomma, secondo gli esperti, i costi dell'inefficienza sarebbero ben superiori rispetto a quelli necessari per garantire l'efficienza. Una macchina con il limitatore capace di bruciare oltre 300 milioni di euro di risarcimento danni solo per la lentezza dei processi.